Ed ora apriamo una pagina dedicata al settore primario. Sono 100 gli anni di Veneto Agricoltura, onorati e festeggiati grazie a una nuova pubblicazione. E poi, se alle Fiere di Santa Lucia ci fosse il concorso dello stand più bello, più appassionato, più innovativo, beh, c'è una realtà che vincerebbe il primo premio, tutto nei servizi. 100 anni di Veneto Agricoltura. L'Agenzia per il settore primario di Regione del Veneto, erede dell'Istituto di ricostruzione e rinascita agraria nato dopo la Prima Guerra Mondiale, ha celebrato un secolo di storia con un evento che ha ripercorso il cambiamento dell'agricoltura veneta e del ruolo rivestito dall'Agenzia. È importante oggi fare alcune riflessioni sulla memoria storica dell'agricoltura veneta, gestita attraverso vari enti fin dal 1920 per arrivare poi all'attuale, che io chiamo ancora Veneto Agricoltura. È importante perché significa capire quelli che sono i nostri usi, costumi, tradizioni, l'evolversi dell'agricoltura in Veneto, necessaria anche per tramandarla ai nostri giovani che stanno ritornando sempre di più in agricoltura, e noi abbiamo il compito, anche grazie a questo ente, di continuare a fare ricerca, innovazione, perché l'agricoltura sta cambiando e il compito nostro è quello di accompagnare appunto i giovani e definire quella che è la nuova linea di sviluppo dell'agricoltura veneta. Veneto Agricoltura si pone come service, come servizio da parte delle associazioni, cioè è il mondo agricolo che deve chiedere a Veneto Agricoltura le cose che ci sono da fare. Non ci poniamo noi come politiche agricole, deve essere le associazioni, la regione, le università che ci dicono esattamente quali sono i nuovi punti di sviluppo. Siamo in grado di seguire questa agricoltura, saremo in grado di seguire queste nuove sfide. È chiaro che la sfida principale, ma di quella che tutti conosciamo benissimo, è la garanzia del prodotto, la qualità del prodotto, che è l'unico modo per competere con i mercati internazionali. Nell'occasione è stato presentato il libro 100 anni di Veneto Agricoltura, dall'Istituto di ricostruzione e rinascita agraria all'Agenzia Veneta per l'innovazione nel settore primario. Curata da Elisabetta Novello, la pubblicazione racconta come l'agricoltura veneta abbia saputo costantemente rinnovarsi, fino a raggiungere primati assoluti riconosciuti oggi a livello mondiale. Ricominciare dalle origini, dal momento difficile dell'immediato dopoguerra, per capire come un ente di questo tipo, di questa natura, potesse essere rilevante proprio per lo sviluppo del settore primario, è stato per me quasi una scoperta. Insomma, fino ad oggi che ci ritroviamo, se vogliamo, in un altro momento ancora di rinascita e di rinnovamento. E questa agenzia sicuramente sta svolgendo un ruolo fondamentale per questo, perché bisogna seguire le aziende, almeno questo è quello che io da storica ho colto, insomma, questa continua, quotidiana assistenza per la crescita, per lo sviluppo, per l'innovazione, credo sia fondamentale per un settore che è ancora oggi fondamentale anche per il nostro Paese.